Era una domenica di pioggia, la scorsa domenica di televisione, fatta di cazzate ed ovvietà, di Maurizio Costanzo che giocava con quelli del Grande Fratello, del Napoli che aveva perso nella nebbia di Milano e i conti non tornavano. In prima pagina il Mattino annunciava il suicidio di un uomo distrutto dall'uomo, un uomo che non ce l'aveva fatta e strozzato da banche e usurai si è impiccato. Accadeva a Grazzanise, terra di affari, nel Casertano, per via dell'annunciato ormai da tempo aeroporto. Un uomo si toglie la vita impiccandosi ad un albero sulla riva del Volturno, dove forse da ragazzo andava a giocare, andava a pescare. Lui che nella vita era bidello, s'era costruito la sua casa, ma poi si era avvolto nei soldi, tra i soldi, tra promesse, usurai, minacce, scadenze ed altro. Nel suo testamento aveva scritto: aiutate la mia famiglia. Pino Bertone si è impiccato perché non ha trovato conforto in altri uomini. Avrà sofferto moltissimo il povero Bertone. Avrà pensato prima di impiccarsi a tutti quelli che amava, ma non a se stesso. Bella questa nostra società, ricca, opulenta, cinica, assurda, sempre più dei ricchi, bella ed assassina. Io sono un uomo che ha rabbia da vendere e voglia di indignarsi ed urlare perché quella domenica non ce l'ho fatta nemmeno a mangiare. Le banche danno i soldi a chi già ce l'ha, caro Bertone, che grande verità, innocente ed ingenua verità. Hai spalancato sotto gli occhi ciechi di noi tutti. Ti sia lieve la terra, così come pesante è stata per te la mano del tuo simile. Ti sia lieve la terra, così come pesante è stata per te la mano del tuo simile.